Cari pellegrini, ho accolto con gioia l'invito a rivolgere un saluto a tutti voi che siete venuti oggi al santuario della Vergine Tapinu, dove in un grande abbraccio di mosaici vi aspettano Gesù e la sua madre. L'immagine del sagrato che oggi inaugurate mettono davanti ai nostri occhi la bellezza di una preghiera contemplativa, semplice, accessibile a tutti, grandi e piccoli, la preghiera del Santo Rosario. Anch'io spesso recito il rosario davanti a un mosaico, un piccolo mosaico della Madonna con il bambino, dove sembra che al centro ci sia Maria, mentre in realtà lei, usando le sue mani, diventa una sorta di scalino attraverso il quale Gesù può scendere in mezzo a noi. Il centro è sempre Gesù, che si abbassa per camminare con noi uomini, affinché noi potessimo salire in cielo con Lui. Nella preghiera del Rosario noi ci rivolgiamo alla Vergine Maria, perché ci porti sempre più vicino al suo Figlio Gesù, per conoscerlo e amarlo sempre più. E mentre ripetiamo Ave Maria, noi meditiamo i misteri, le tappe gaudiose, luminose, dolorose e gloriose della vita di Cristo, ma anche della nostra vita, perché noi camminiamo col Signore. Questa semplice preghiera, infatti, ci aiuta a contemplare tutto ciò che Dio nel suo amore ha compiuto per noi e per la nostra salvezza, e ci fa comprendere che la nostra vita è unita a quella di Cristo. Pregando noi portiamo tutto a Dio, le fatiche, le ferite, le paure, ma anche le gioie, i doni, le persone care, tutto a Dio. Pregando noi permettiamo a Dio di entrare nel nostro tempo, di accogliere e trasfigurare tutto ciò che viviamo. Servitevi spesso di questo strumento potente che è la preghiera del Santo Rosario, perché porta pace nei cuori, nelle famiglie, nella Chiesa, nel mondo. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Il Signore vi benedica e la Vergine Madre vi protegga.